dopo l'esposizione sulle sentite si pasta, volta e accusa, allora di prendere anch'io la parola. E le sole ragioni che possono giustificare per me l'aver accettato di parlare oggi di Andrea Emo sono l'amicizia che mi legava a lui e vari sentimenti che alimentano il mio animo, il ricordo e la mia ammirazione. Come quasi tutti, o forse tutti, quelli che l'hanno conosciuto, non ero stato ammesso a varcare la soglia e a ravvicinarne per certo l'esistenza della cittadella tra le cui mura si dispiegava la vita segreta, dove vivere e pensare è stato detto anche, e scrivere. Andrea Emo non era certamente aperto alle confidenze, né avrebbe trovato in me, temo, l'interlocutore naturale del suo io più geloso. Tuttavia, quando dopo la sua scomparsa sua moglie dimostrò i suoi pareri, rimase sorpreso, ma non stupito, dall'amore degli iscritti in cui giorno dopo giorno, anno dopo anno, per più di 50 anni, egli era venuto annotando il suo continuo confronto con i problemi dell'esistenza e con i temi ricorrenti del vivere quotidiano tra politica e costume. Conoscevo i suoi rapporti con lo spirito, il quale più volte mi ha parlato di Andrea con parole di stima intellettuale e simpatia. Non ignorava naturalmente che studente all'Ateneo Romano era stato alunno di mio padre e che di questi era rimasto vivo in lui il ricordo dell'insegnamento. Conversatore arguto ed amabile, ma tuttavia schivo, era tuttavia schivo solitamente dal commercio comune, che accettava con grazia distaccata, con cortese ironia, un divertito senza fiume. Ma non mancavano mai nel suo sentire naturalmente connessioni profonde con la realtà che gli era intorno, dal calore degli affetti familiari alla sincerità delle amicizie, dalla fedeltà agli ideali degli anni suoi giovanili, fedeltà non mai corrosa al trascorrere del tempo, all'aiutare degli orizzonti, alla indulgenza cristiana delle miserie umane. Ne risultava una figura eccezionale d'uomo, nel quale l'aspetto fisico, uno stile che sembrava mutuato dai personaggi dei primi secoli veneziani, la riservatezza così discreta del suo approccio, potevano far sorgere in chi lo incontrava un sentimento che solo il tempo poteva mutare in affettuosa consuetudine e insieme l'ammirazione per i travagli interiori che pur filtrava attraverso i suoi silenzi. Grande fortuna è stata nella sua vita l'incontro con Giuseppina Pignatelli di Montevideo, temperamenti in qualche modo opposti al suo. L'incontro non poteva svilupparsi più felicemente, forse appunto nella manifesta difformità delle due note. Gli entusiasmi, la vivacità, la vitalità di lei appaiono aver immesso nella vita di Andrea un'impetuosa e feconda corrente, portatrice di stimoli diversi e nuovi interessi, tenendolo in questo modo lontano dalle solitudini dello studioso, prigioniero della propria libreria. Il suo operoso impegno e grande amore hanno consentito che le porte del mondo segreto di Andrea Emo venissero aperte agli uomini di cultura. La pubblicazione del Dio negativo è per gli studiosi la scoperta di un vero filosofo e già si auspica la preparazione di annate edizioni di parere. Senza l'intelligenza e l'emozione di Vernet, questa rivelazione, questa scoperta non si sarebbero poste realizzare. Una cerimonia a cui ho avuto occasione di assistere tempo fa a Londra, per la morte di una persona amica, mi ha fatto conoscere un rito della Chiesa anglicana che mi ha commosso. Il rito, detto di ringraziamento, culminava con una preghiera di intercessione che si apriva con parole le quali rendevano grazie a Dio per aver dato a chi rimaneva il privilegio di aver conosciuto l'amico scomparso. Vorrei dire qui lo stesso per Andrea Emo con la semplicità che si addice al ricordo di lui.
Io ringrazio tutto il signor Remo che ha concesso il materiale senza il quale la Marsilio non avrebbe avuto l'onore e il piacere di pubblicare questo